L'influenza temiamo che sia per noi questo terzo anno di stagione impegnativa, quindi con tantissimi casi di vera influenza, ma non solo, anche di altri virus respiratori e purtroppo anche di un pizzico di Covid, anzi un po' di più di un pizzico di Covid, meno cattivo di prima, ma che ci preoccupa. L'influenza c'è, è arrivata e sta giocando d'anticipo, ma al momento non è ancora prevalente, seppure i numeri del virus stagionale siano già in forte crescita. Sui 500.000 italiani a letto nell'ultima settimana, 30.000 sono i veneti, alle prese con febbre, tosse, dolori a ossa, testa, gola, problemi gastrointestinali, 6,3 i casi ogni 1.000 abitanti nella nostra regione. La stagione di vera influenza è ancora alle porte e temiamo che il picco, un po' come sempre, non è facile dirlo, avverrà nel periodo, diciamo, delle festività, vuoi complice il freddo intenso, prolungato, l'umidità e poi i bellissimi e necessari viaggi, baci, abbracci, momenti di incontro che sono resi possibili e dobbiamo farli, quindi non voglio dire non si devono fare come purtroppo è stato necessario nei momenti acuti del Covid, ma facilitano la diffusione di questi virus. In Australia, Argentina, Giappone e Inghilterra l'influenza si è rivelata e si sta rivelando particolarmente dura. Anche per questo il consiglio di Pregliasco resta quello di sempre: vaccinarsi quanto prima. Del resto sono necessari 7-10 giorni per la creazione di anticorpi. L'appello è accorato per anziani e soggetti più fragili e riguarda anche la vaccinazione anti-Covid, passata purtroppo di moda, dice il professore, ma in diversi casi utile, per non dire vitale. Che è ancora necessario per le persone fragili a rischio, perché sicuramente non è più il virus dell'inizio pandemia, ma comunque purtroppo uccide, bisogna dirlo, 10-20 persone a settimana, tra gli anziani, tra le persone fragili, che con un vaccino possono evitare queste complicanze.